Quando arrivano le elezioni politiche per i giornali locali, quotidiani locali come i nostri, è un passaggio delicato perché si parla di Roma, di dinamiche nazionali, ma poi devono essere fatte ricadere sui territori. Solitamente emergono delle differenze e si punta nel lavoro ad analizzare quelle. Ora, in questo caso le elezioni politiche mi pare che in Veneto stiano tracciando un quadro che tutto sommato è molto simile a quello generale nazionale. Esistono alcuni punti di distinzione e quindi degli spunti di analisi che ovviamente approfondiremo nelle prossime ore. I nostri colleghi hanno lavorato tutta la notte e sino dall'alba proprio per cercare quali sono gli elementi veneti di questo voto. Adesso procedo un po' così per spunti, per capire cos'è che sta emergendo almeno in questa fase. La cosa che mi ha colpito di più questa mattina è il post di Roberto Marcato, assessore regionale leghista, una delle anime della Lega in Veneto, assolutamente rappresentativo di un umore generale che come dire, non usa mezzi termini e parla di un disastro, della cronaca di un disastro annunciato. È proprio la Lega, ovviamente, sotto il riflettore delle valutazioni da Venezia a Belluno, da Treviso a Padova. La Lega che, come dire, era considerata dominante fino a poche settimane fa e poi piano piano abbiamo cominciato ad avvertire degli scricchiolii, naturalmente a favore, sempre nella coalizione di centrodestra, di Fratelli d'Italia, la cui avanzata è assolutamente impetuosa. Si può parlare di un doppiaggio di fatto, punto più, punto meno, provincia qua, provincia là, non non emergono delle differenze sostanziali da questo punto di vista. Abbiamo Fratelli d'Italia che doppia o quasi la Lega. Accade anche a casa di Zaia, quindi in provincia di Treviso, e anche questo a suo modo deve far riflettere. Si attendono dei giorni, delle settimane delicatissimi su questo fronte.